Dopo le vicissitudini che il territorio veneto ha subito proprio per quanto riguarda le criticità idrauliche, guardare a quella che è una gestione del territorio sul deflusso delle acque, partendo proprio da quello che è il sistema irriguo e di scolo territoriale collegato alle funzioni dei consorzi, diventa un tema sicuramente importante. 5 istituti scolastici del Veneto, per un totale di circa 400 bambini, saranno coinvolti nel progetto di educazione ambientale dal titolo Acqua, Ambiente e Territorio, realizzato dai consorzi di bonifica del Veneto in collaborazione con la Regione. Gli eventi alluvionali degli ultimi tempi, spiega l'assessore all'ambiente Maurizio Conte, ci hanno mostrato drammaticamente l'importanza di informare su questi temi, cosa che intendiamo fare a partire dalle giovani generazioni per una prevenzione del rischio che viaggia su 2 binari paralleli. Da una parte sensibilizzare quella che è l'opinione soprattutto dei giovani, che poi sicuramente lo trasmetteranno anche ai più adulti, e dall'altra parte quella che invece è un piano di interventi strutturali mirati proprio a garantire quella che è l'efficienza del sistema esistente, realizzare quelle opere che dal 66 non sono mai state realizzate. Il progetto didattico accompagnerà i bambini per tutta la durata dell'anno scolastico, con laboratori multimediali e visite guidate lungo fiumi, fossi e canali. Le lezioni saranno divise in diversi moduli tematici e accompagnate da 2 personaggi di Alex e Flora. La prevenzione è l'elemento fondamentale su cui dobbiamo lavorare da oggi in avanti. Abbiamo perso un po' di anni, ma dobbiamo recuperare in fretta, perché altrimenti ci troveremo travolti, in questo senso travolti dalle situazioni. I ragazzi saranno coinvolti in prima persona nella creazione di una produzione variegata, cartellonistica pubblicitaria, spot video, animazione e fumetti fotografici. L'obiettivo è formare dei cittadini consapevoli che sappiano veicolare le loro conoscenze oltre le aule scolastiche. Abbiamo puntato molto nel costruire questo percorso sull'acqua meteorica, l'acqua che piove dal cielo, perché molto spesso i bambini conoscono il ciclo dell'acqua per l'acqua potabile che vedono nelle case, ma capire l'acqua che piove dal cielo, il suo ciclo naturale, il problema che genera nel territorio. Concetti che saranno resi accattivanti anche grazie ai 2 protagonisti del diario, sui quali i bambini seguiranno lo svolgersi delle lezioni. Abbiamo scelto proprio 2 mascotte legate alla comunicazione per i ragazzi, quindi 2 ragazzi come loro possono identificarsi facilmente. C'è Alex, che è quello un po' più simpatico, che cerca di fare, che ruba gli occhiali, se avete visto la mascotte ruba gli occhiali alla dottoressa Flora, e giocano e scherzano per conoscere il territorio.